Il coro Accademia Tetracordo è un coro a voci miste che nasce nel 2015, a maggio del 2015, è composto da circa 25 coristi ed è diretto dalla maestra Maria Grazia Marcon. Il coro si esibisce in principalmente repertori di musica sacra, sia musica antica che repertori più moderni, e organizza oltretutto delle attività anche per i più piccoli, per i bambini. All'interno dell'associazione c'è un coro di voci bianche per bambini dai 6 agli 11 anni e inoltre durante il periodo estivo viene organizzato un GREST sempre per i bambini dai 6 agli 11 anni. E l'associazione inoltre organizza anche dei concerti strumentali in collaborazione con orchestre del territorio. La serata che vi presentiamo è tratta dalla Liturgia delle Tenebre. Come si sa, prima del Concilio Vaticano II, la Liturgia delle Tenebre era una liturgia che veniva eseguita, fatta dai monaci, dai sacerdoti durante il giovedì, venerdì e sabato santo. Noi abbiamo scelto una delle 3 giornate e siccome molti compositori lungo la storia della musica hanno musicato i responsori tipici di questa liturgia, abbiamo scelto la liturgia del venerdì santo con i 6 responsori di Tomás Luis da Victoria. Ovviamente i responsori sono 9 all'interno della liturgia, quindi i primi 3 sono di altri autori, 2 italiani e 1 sempre spagnolo contemporanea di Victoria. Vi aspettiamo quindi con anche tutta la liturgia, le preghiere, quindi non solo i canti, ma tutta la ricostruzione della liturgia del venerdì santo, tipica appunto di questa settimana santa. Vi aspettiamo venerdì 31 marzo alle ore 20:30 presso la Pieve di San Pietro di Feletto.